Da questa mattina Mimmo Lucano, il sindaco di Riace, è diventato un simbolo dell'accoglienza e dell'integrazione dei migranti e agli arresti domiciliari. Ecco la Guardia di Finanza mentre arriva nella cittadina della Locride. Le fiamme gialle perquisiscono il Palazzo Pinnerò, sede dell'Associazione Città Futura Giuseppe Puglisi, che si occupa dell'accoglienza e dell'integrazione. Il provvedimento è stato emesso dalla Procura di Locri nell'ambito dell'inchiesta Xenia sui finanziamenti del Viminale e della Regione erogati al Comune per i progetti destinati ai richiedenti asilo. Lo ricordiamo, Mimmo Lucano era stato indagato lo scorso novembre per truffa, concussione e abuso d'ufficio. La Guardia di Finanza aveva perquisito gli uffici del comune e l'abitazione del sindaco. Ma nell'ordinanza il GIP parla di gestione magari disordinata, ma nessuno, scrive il giudice per le indagini preliminari, ha intascato un euro. Allora, perché Lucano, l'uomo che la rivista Fortune inserì nel 2016 tra le 50 personalità più influenti al mondo, è stato arrestato? Le accuse nei suoi confronti sono di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e fraudolento affidamento diretto del servizio di raccolta rifiuti. Secondo le accuse, insieme alla sua compagna, per la quale è stato disposto il divieto di dimora, avrebbe forzato con estrema spregiudicatezza, scrivono gli inquirenti, le procedure per permettere ad alcune ragazze straniere di rimanere in Italia anche attraverso matrimoni combinati con cittadini riacesi. Nell'ordinanza ci sono alcune intercettazioni da cui emergerebbe che il sindaco si sarebbe adoperato in prima persona per organizzare nozze di comodo, come quello tra una donna nigeriana alla quale era stato negato per 3 volte il permesso di soggiorno. La carta d'identità gliela faccio immediatamente, diceva Lucano alla sua compagna, perché sono responsabile dell'ufficio anagrafe e stato civile come sindaco. Proprio per disattendere a queste leggi balorde vado contro legge, una conversazione captata dagli inquirenti. La seconda contestazione mossa al sindaco riguarda invece l'affidamento diretto del servizio di raccolta rifiuti alle 2 cooperative sociali nate a Riace per dare lavoro a riacesi e migranti. Per i magistrati si tratterebbe di un fraudolento affidamento diretto dell'appalto, disposto in deroga alle norme che obbligano ad una gara e a COP non inserite nel registro regionale di settore. Le indagini della Guardia di Finanza avrebbero dunque portato alla luce le forzature, a detta dei magistrati, fatte da Lucano nella concessione di documenti e nell'affidamento della raccolta rifiuti.